Amore? Cosa vuoi? Lo sai che sono senza mutandine? Tu? Io sto senza anali. Per piacere, ma quando mandavi non questo servizio? È venuta la sezione. Pronto? È venuta la Cezzanello. È venuta la Cezzanello. Pronto? Sì. Ah, caro Lello, dimmi. Non mai rimane. Come? Non te ne soldi per la festa? È venuta la Cezzanello. Ma che non si capisce niente più. Allora veramente è venuta la sezione. È venuta la Cezzanello. Mamma, quando c'è male? I soldi? Questa è già la terza volta che non si venuto. Ma ha risposto, ma per la nonna, sì, la nonna non me l'ha risposto, dice la mamma. Aspetta, la nonna dice la risposta. Pronto? Uè, sì, caro Antonio, ehi, ma tutto a posto, Antonio. Come? Ah, so fa la festa, finalmente. Ma mica prima, mi ha chiamato prima in giornata ragazzi. Non si fa la festa. Ma mi ha chiamato lei, un po' di me, tu è saltato, che i soldi non giustificano, così. Ma te si fa. Non ci capite, è stato spostato all'anno che bene. Ecco, ma io all'anno che bene. Signora, scusate, che state facendo? Che sto facendo? E vuoi che arrivi una presa a presa? Bullette di luce, bullette di gas, bullette d'acqua. Ma sai, non ti conosco da bagno. E chi le va tu quando 800.000 lire a me? A figli questo pochi pensieri. 800.000 lire? Qua. Cosa che 3-4 figli che parlano gli avvocati, come gli pensioni, scendano, ma io lo sapevo. E allora poi sta arrivando qualcuno un altro. Pure tu. Ma vabbè, figuri. Non capite niente. Che stai combinando allora? E se lei c'è il centro in bulletta, la luce però. Questo spartello. No, ci cammina, ma per tutto sto bulletta c'è di 100 euro. E arecchi? Come? Mi sono tagliando una fora caldaia, non so se Scende, io ci sono andato a l'aria a bar. Ilaria, C'era di 100 euro. 100 euro. C'era di 100 euro, mi ha detto, sono buone che hanno preso 100 euro. Come si fa? Ma come si fa il E io dico, ma no, ma se che faccio? La faccio addosso a lui, no, dopo faccio la 100 euro. Che c'è fa? Capito niente, piace passare un guai, sto capendo funzione. Ma già mangiato, non già mangiai. Io tutto ho messo, non già fai. È venuta la Cezzanello. Tutto lei. E chi sarà mo? Pronto? Pronto? È Mimmo Taurino. Stai morendo? Mimmo, sto morendo. Prima che mi mettono in totale, volessi sentire l'ultima volta la canzone tu, vicino a mi canta una canzone. E poi muore. Ce ne ha cantato prima che muore. T'hai rimasto in Italia. Mi è rimasto l'eredità. Oh, bene. Ma non mi ci presentare. A che parte già venuto? 17. Via Salvatore Rosa, numero 17. Numero 17. Si sta per morire. Ha già cantato. Ma chi si uscì? Chi ha già cantato? Ha già cantato vicino a noi. Ma che? Ci hanno rimasto pure i scarponi. Ma perché chi sta da scena? O desiderio hai te che era cantare vicino a letto su e frondato il sanello. Lo dicevo che contava, ma nessuno mi credeva. Mo che tempo sono cagnata, la cuccagna non c'è più. E fernuta zezzabella, cumare, mi si va a farti chiacchiere, non mi fai schifo. Sappi che è successo? Mentre stai facendo un video, che era finito un video, arriva una telefonata. Il telefono disse, pronto, Mimmo Taurino, io sono uno che volesse cantare vicino a me, sto per morire, io va già rimasto pure l'eredità. Io convinto, poi pensando al problema che qua non dormiamo una lira, che è futato senza te, ci ti disse muovere qualcosa di soldi, ho detto l'eredità. Poi in tale eredità rimane, è rimasto 100 euro. Tieni un pochettino. Ci ha fatto mettere un pensiero, all'anno mia vita è morta lo stavo. È venuta la Cezzanello. È venuta la Cezzanello.